Se il passato è una pagina archiviata della nostra storia, il futuro può essere la penna con la quale modificarla. Amici di Gazzetta e amanti del calcio, buongiorno e benvenuti allo stadio Lodovichetti di Ostia. La Pescatori Ostia ospita il Terracina per una sfida delicatissima in ottica playoff e in ottica titolo. Un saluto da Simone Belardinelli per una sfida che si preannuncia super emozionante. Si parte! Carnevale prova l'1 contro 1, viene fermato però. Cappelli va a rilancio, ma sbatte su Centra, che mette il cross in mezzo, Yesci prende posizione su De Nicola, la palla arriva a Borelli, che col sinistro però calcia fuori. Grandissima palla per Yesci, che entra in area, Yesci! È grosso, con un grande intervento, tiene a galla i suoi. Parte Vecchio, dalla bandierina, la palla passa, sale di testa, ma la palla è debole e Stefanini la blocca senza problemi. Fallo di prima! Oh! Alto lungo! Ma che Lo sguardo fisso di Digori. Parte lui, deviazione! Stefanini è spiazzato e la Pescatori Ostia passa in vantaggio a Lodovichetti. Black Panther imprime il suo graffio sul match e fa 1-0. Altra opportunità per la Pescatori Ostia da calcio da fermo. Si trova Cappelli, ma la sua parabola termina al lato. Prova ad imbucare Centra. Davi però non respinge bene. Allora Borelli per Fiorini. Ma il bomber sbaglia. Un rigore in movimento. E fallisce una clamorosa occasione per pareggiare i conti per il Terracina. Contropiede per la Pescatori Ostia. Lo conduce Vecchio, che porta a spasso l'avversario. Apre a destra dalle parti di De Nicola, che avanza indisturbato. De Nicola, pallone sul secondo palo dove c'è Marinucci, un po' defilato. Marinucci, doppio passo, sinistro! E Stefanini risponde alla grande. Si riparte. Riceve Digori, scavetto delizioso per Cappelli e salta l'avversario! E col sinistro batte ancora Stefanini, portando sul 2-0 la Pescatori Ostia. Rete che forse mette definitivamente alle corde in Terracina. Partita in ghiaccio! Un gol, un assist e tantissime giocate di qualità con le quali ha impresso il suo nome a caratteri cubitali sulla storia di questa partita. Lascia il campo di Digori, entra Maisano, meritatissima standing ovation per il numero 8 che si prende tutti i complimenti sia dello stadio che della panchina. là davanti! Franci resiste bene alla carica, c'è anche Cappelli che si offre in sovrapposizione, invece va da solo e fa bene. Franci calcia in porta, Stefanini, ancora Franci, esterno della rete. Grandissima occasione per il numero 17 che è entrato benissimo in partita. Si attende solo il triplice fischio che arriva adesso, perché il signor benestante di Aprilia dice che basta così. La Pescatori Ostia vince 2-0 contro il Terracina, primo in classifica. Si rialza dopo la sconfitta di settimana scorsa e si ricandida ulteriormente per la corsa al terzo posto. È festa grande al Borghetto.